Alla prima votazione il Partito Democratico ha deciso di non ritirare la scheda, non partecipare al voto. Perché? Perché riteniamo che voglio dire, sia una questione all'interno della maggioranza e si deve misurare la maggioranza. Per la seconda? Per la seconda decideremo prima della seconda votazione se ci sarà la seconda votazione. Come vedete i malumori all'interno del centrodestra? Ma niente di nuovo dal fronte. Io noto che questo centrodestra siciliano, anzi questa destra-centro rispetto a quello che accade in altre regioni, è una destra che, come dire, non ha neanche un ricambio generazionale. Tra i banchi della maggioranza oggi abbiamo visto le solite facce, i soliti noti, i soliti uomini che questa destra, il centrodestra, come dire, ripropongono alla Sicilia da circa 40 anni. Il Partito Democratico oggi è il gruppo parlamentare più fresco, con i maggiori innesti, non soltanto con l'età media più giovane, ma anche con un buon numero di forze fresche, sindaci, giovani amministratori che siamo convinti daranno un contributo